Bacchiglione e Retrone, come lo scorso anno, si confermano in una situazione critica che va sicuramente migliorata. Ci sono dei punti appunto che hanno superato i valori di 1000 unità e anche di 5000 unità per quanto riguarda il batterio delle Escherichia coli. Bisogna lavorare ancora tanto. Sono proprio i corsi d'acqua principali che attraversano Vicenza, i protagonisti dell'operazione Fiumi, esplorare per custodire, la campagna itinerante di Lega Ambiente che punta a monitorare l'inquinamento dei fiumi veneti in collaborazione con ARPAV. In questa seconda edizione sono oltre una cinquantina i giovani volontari che sono stati ingaggiati e formati dalla Regione Veneto con i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Noi siamo stati appunto sui principali corsi d'acqua con l'attrezzatura per campionare, quindi partendo da provette, elemosinieri per raccogliere l'acqua, attrezzature come il multiparametrico, e successivamente durante le tappe realizzeremo anche delle attività come per esempio delle pulizie sulle sommità arginali piuttosto che delle escursioni per scoprire la biodiversità dell'ambiente fluviale. Già lo scorso anno Bacchiglione e Retrone presentavano preoccupanti valori di batteri fecali, indicando la necessità di potenziare la depurazione. Ma l'operazione non punta solo a realizzare un dato statistico storico, ma mira a sensibilizzare la percezione che la città ha dei due corsi d'acqua, che va estesa su un piano più profondo di inclusione. Sì, perché oltre alla qualità delle acque è anche essenziale capire che il fiume è parte della città. Non pensiamo ad una competizione fra politiche urbanistiche e spazio da dare al fiume, ma un'integrazione. Il fiume è città, per i cittadini può essere un'opportunità intanto di mobilità. Potrebbe essere un'ottima via ciclopedonale che fa parte della rete ciclopedonale cittadina. Potrebbe essere uno spazio sportivo, uno spazio ricreativo, uno spazio di socialità anche per attività culturali. E quindi non uno spazio abbandonato, il retro delle case come attualmente è, ma una parte di città da vivere, come succede in molte altre città europee.